Enrico Cunico, tecnico della Luparense, neo campione del campionato di promozione veneta. Mister, è stata una bellissima finale questa contro il Football Valbrenta, due ottime squadre. Forse nell'arco di 90 minuti avevate fatto qualcosa di più voi, insomma, creando le occasioni più grosse e trovando anche il vantaggio, insomma, nei primi minuti. Poi, insomma, ai rigori avete trovato il protagonista inaspettato, il vostro secondo portiere, ma comunque forse, come dicevamo, ha vinto la squadra che meritava di più. Sì, sicuramente nei 90 minuti abbiamo prodotto qualcosa di più, abbiamo creato diverse occasioni, non siamo riusciti a portarci sul 2-0, poi al 93esimo c'è stata questa un po' disattenzione da parte difensiva, abbiamo subito il rigore e loro hanno pareggiato, però penso che sia una vittoria strameritata. E insomma rimane anche di questa stagione, questa diciamo la ciliegina sulla torta, una stagione straordinaria per voi. Non abbiamo mai perso 30 partite in campionato, non abbiamo mai perso questa semifinale finale, queste sono 32 partite che la squadra non perde, quindi penso che i ragazzi siano stati straordinari e la società merita tutto questo, è veramente un'annata da incorniciare. Pier Giovanni Ton, secondo portiere della Luparense, questa sera grande protagonista della finale del campionato di promozione, vinta ai calci di rigore. Pier, stavi già per parare il primo rigore, quello che avevo tirato durante i 90 di gioco, poi invece ti sei riscattato, rifatto alla grande parando due rigori nella serie decisiva. Insomma, che emozioni da questa serata e anche da questa stagione fantastica per la Luparense? È grandissima per me perché sono entrato alla panchina e ho fatto queste due grandi parate, io l'ho fatto per la squadra, perché la squadra se lo meritava e abbiamo fatto una grande partita e non meritavamo di perdere ovviamente, e allora ho fatto per la squadra. È la squadra che mi ha dato questa carica giusta per entrare in campo e parare questi due rigori. Io ringrazio la squadra, lo staff e tutti i luparensi. Alessandro Pontarollo, tecnico del Football Valbrenta, al termine della finale del campionato di promozione, persa ai calci di rigore 5-4 dal Valbrenta contro la Luparense. Mister, è stata una partita abbastanza equilibrata, insomma, nel complesso, forse qualche occasione in più per la Luparense, comunque l'avevate riacciuffata alla fine con il rigore. E poi insomma si sa, dal dischetto è una lotteria e purtroppo è andata male, resta comunque una stagione eccezionale per voi che vi porta in eccellenza. Stagione sicuramente indimenticabile, per quanto riguarda la partita di questa sera si sono affrontate due squadre fortissime, poi si sa, i rigori come hai detto bene te è una lotteria e ci è girata male, però sono orgogliosissimo di questa squadra, di questo gruppo e di questa società. Gianluca Cacciotti, centrocampista del Football Valbrenta, al termine della finale regionale del campionato di promozione. Gianluca, avevate riacciuffato la gara all'ultimo con il tuo calcio di rigore che insomma sembrava portarvi bene, insomma, in vista anche dei rigori decisivi, invece alla fine insomma, la vittoria vi è sfumata, avevano fatto i complimenti alla Luparense, ma anche a voi direi per l'ottima stagione che vi porta in eccellenza. Sì, peccato, potevamo chiudere in bellezza e ci è sfuggito alla fine. I rigori hanno fatto una buona partita, loro bella squadra, organizzata, bravi loro, bravi noi, peccato.